Dalle aule alle simulazioni sul campo, con l'esperienza diretta degli specialisti della Polizia Postale, nasce a Padova una nuova alleanza per formare i professionisti della sicurezza informatica del futuro. È stato firmato in questura un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'ITS Digital Academy Mario Volpato, istituto di formazione post-diploma specializzato nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'accordo, tra i primi in Italia, si inserisce nelle strategie nazionali di contrasto alla criminalità informatica e punta a rafforzare le competenze dei giovani nel settore della cyber security. Un protocollo per fare in modo che non solo a livello teorico ma soprattutto a livello sul campo pratico, prendendo spunto da situazioni esperienziali che un poliziotto appunto del centro cibernetico ha vissuto, può trasmettere a questi giovani, e poi una partnership, una collaborazione che anticipa la fase cosiddetta di orient job, cioè ovvero di orientamento al lavoro, perché questi ragazzi terminati le scuole secondarie al termine poi di questo biennio presso la Digital Academy sicuramente avranno già opportunità di lavoro a tempo indeterminato. La collaborazione vedrà il coinvolgimento diretto degli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, che contribuiranno alla formazione degli studenti attraverso lezioni, simulazioni operative e testimonianze basate sull'esperienza maturata nella gestione delle minacce digitali. Abbiamo dei poliziotti giovanissimi e questo ci consente di approcciarci con i ragazzi, con i giovani, con il loro stesso linguaggio, e questo è fondamentale. Insegneranno l'aspetto più tecnico, quello che magari si conosce meno, si apprende meno dai libri perché è basato sulla nostra esperienza. Si insegnerà a questi ragazzi, come dire, ad avere anche un po' l'occhio lungo a vedere certe cose, certe situazioni, a non fidarsi mai di quello che appare sullo schermo.